Siamo giunti nel vivo del convegno e allora, senza perdermi ancora in troppe chiacchiere, cedo subito la parola al primo relatore, il professore Lucrezia Lorenzini, docente di letteratura e filologia siciliana, filologia romanza per lo spagnolo e letteratura italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Messina. Grazie alla signora Rizzeri e naturalmente all'associazione per questa giornata di incontro. Parlare in questi tempi di letteratura, di filologia, di poesia sembrerebbe quasi anacronistico. In realtà, se pensiamo alla nostra società, affetta da relativismo storico, da relativismo etico, da tutta una serie di elementi che sembrano quasi fuorvianti rispetto a quel concetto, a quei valori che dovrebbero essere alla base della nostra esistenza, questa giornata è ancora più meritevole proprio per questa forma di incontro e immagino anche di dibattito. Avevo dato un titolo, una dicitura a questa breve conversazione sulla codicologia letteraria e linguistica. Parlare della Sicilia significa parlare anche di un'isola che ha fatto della metafora quasi un concetto essenziale nell'essere dentro il bacino del Mediterraneo. Parlare della Sicilia significa anche parlare di questo senso della circolarità della cultura che è presente in questa zona del Mediterraneo, che badiamo bene anche geograficamente, non solo letterariamente, non significa solo questa zona all'interno della quale esiste la nostra isola. Per Mediterraneo intendiamo anche l'Alto Adriatico e l'Alto Tirreno. Bene, una serie di stratificazioni linguistiche nel corso dei secoli, non dimentichiamo il succedersi di tante etnie, i sicani, i siculi, normanni, arabi. Non li elencherò perché siamo a conoscenza tutti di queste stratificazioni, ha comportato nell'ambito della letteratura e quindi dei vari generi letterari che sono all'interno di essa una serie di individuazioni, di peculiarità linguistiche che di fatto connotano, giustificano in un certo senso ciò che primariamente veniva definita come lingua siciliana, mentre, come ben sappiamo tutti quanti, solo con la nascita dell'unità d'Italia è corretto parlare di dialetto. Nell'ambito dei secoli, la codicologia, sia letteraria sia linguistica, di fatto conosce una sua espressione più marcata nell'ambito delle accademie, che non erano solo quel salotto letterario cui forse generalmente noi pensiamo di riferirci. Le accademie erano degli spazi proprio letterari all'interno dei quali i vari poeti discutevano, si confrontavano e, facciamo un passo indietro, questa terra che non è solo un'isola geografica, ma è un'isola che si è sempre nel corso dei secoli proiettata verso quelle istanze di rinnovamento che erano presenti oltralpe, quindi non faccio riferimento a quelle che erano le correnti di pensiero e le individuazioni anche peculiari, linguistiche e tematiche presenti nella penisola, ma con riferimento anche a quelli che erano i concetti peculiari proprio ad oltralpe, massimamente alla Francia, ma anche a tutte le zone del nord Europa. Un'isola che ha saputo nel corso dei secoli mantenere una sua autonomia, anche se questo concetto di autonomia e di libertà, anche questo sembrerebbe contraddire con tutta una serie di elementi che hanno una matrice storica. Vi dirò brevemente perché. Soprattutto nell'ambito della dominazione spagnola, sotto il termine spagnolo noi di fatto riuniamo altre dominazioni, aragonesi, castigliani, ma parliamo di dominazione spagnola. Gli spagnoli diedero quasi una sorta di pseudo, il concetto del professore Camilleri, di pseudo libertà ai siciliani, ma in realtà
questo popolo, vessato nel corso dei secoli da una serie di predominanze etniche, non ha mai conosciuto il concetto di libertà. E se noi facciamo riferimento non solo al periodo spagnolo, ma ancora prima, al Cinquecento, quando in questo secolo il cosiddetto fenomeno del petrarchismo conosce proprio all'interno dei poeti siciliani una sua specificità. Diciamo petrarchismo e facciamo riferimento al Petrarca, ma il canzoniere non diventa solo un modello di economia amorosa, ma diventa modello di vita. E i siciliani, con quella abilità e anche con una certa esperienza dovuta nel corso dei secoli precedenti, riuscirono a dare anche un tocco di originalità, perché pensare a dei modelli, quando si pensa a un modello, si immagina che il poeta faccia riferimento a quella che è l'architettura statuale o comunque ad una struttura quasi sinusoidale linguistica. I siciliani riuscirono invece, grazie anche ad una maturazione effettuata nel corso dei secoli, ad esprimere una propria codicologia. Qui oggi si parla di lingua e da allora è inevitabile fare un breve riferimento a quella lingua siciliana dai poeti della scuola poetica siciliana, ma soprattutto ancora di lingua siciliana si parla con Giovanni Meli, quindi siamo in un salto di secoli con Giovanni Meli, con la sua scuola, con l'Accademia cosiddetta nazionale che pomposamente Meli vuole dare al titolo di Accademia Siciliana, quindi con Giovanni Alcozer, con Scimonelli e con tutti, certo, con tutta una serie di poeti che gravitavano all'interno di questa accademia. Qual è il punto nodale? L'impiego della lingua siciliana o quel siciliano toscanizzato, fortemente endemizzato sempre più a partire dalla fine del Quattrocento e che di fatto permeerà non solo gli atti cosiddetti ufficiali, ma buona parte della produzione letteraria siciliana. Siciliano toscanizzato o toscano sicilianizzato di fatto sarà presente per buona parte della produzione sino a tutto il Settecento, e vorrei ricordare, professore Camilleri, quel famoso gentiluomo siracusano Claudio Mario Arezzo, sì, nel momento in cui tenta un recupero dell'impiego della lingua siciliana laddove ormai questo processo sempre endemico, endemizzante, per usare un termine filologico, presente nell'ambito della produzione letteraria, ha di fatto sovvertito l'utilizzo, lo strumento linguistico del siciliano. Tenta questo colpo di mano Claudio Mario Arezzo, ma capite bene, e qui dobbiamo contestualizzare anche il processo linguistico, perché non dimentichiamo che la parcellizzazione storica che c'era nell'ambito della penisola del tempo significava anche una parcellizzazione, una frantumazione linguistica. Dunque si parlava il veneto nel Veneto, il piemontese nel Piemonte e via dicendo. Bene, pensate agli intellettuali siciliani del tempo che con grande intuizione ed essere stati loro stessi soggetti interpreti del cambiamento capirono che continuare a scrivere e a parlare in lingua siciliana, cosa che avrebbero potuto fare, avrebbe però di fatto comportato un elemento di estraneità in questo grande processo di unificazione che non è avvenuto nel momento in cui noi parliamo 1860-61. Come tutti i grandi processi storici ha necessità e ha avuto necessità anche di essere coltivato nel tempo. Quindi la presenza di elementi che oscillavano tra una forma di petrarchismo, una forma di manierismo, di fatto condurrà poi la lingua siciliana ad essere volutamente abbandonata dagli intellettuali nel corso dei secoli per aderire anche loro a questo grande processo di unificazione linguistica. Noi oggi, all'insegna di questo excursus che avrebbe comportato più tempo, ma
interessa però sottolineare la grande valenza dei poeti quando noi parliamo di letteratura siciliana, di letteratura sarda o di letteratura piemontese o veneta. Facciamo riferimento a ciò che ormai da decenni è presente nell'ambito degli ordinamenti didattici, non solo universitari ma anche scolastici. Cioè la letteratura non è formata solo dai maggiori, Dante, Ariosto, Petrarca e via dicendo, ma è formata anche dai minori e dai minimi, perché tutti, anche voi, contribuite con il vostro apporto a delineare il quadro il più possibile omogeneo di una regione e quindi di una stabilità. Significa questo poi percorrere da parte dello studioso o del critico una serie di eventi che, ripeto sempre questo termine, vanno contestualizzati. È inimmaginabile enucleare un poeta, un prosatore fuori dal tempo in cui egli è vissuto, perché di fatto egli riflette quelle che sono le vicende sociopolitiche del tempo e quindi i bisogni, le istanze, le domande, le urgenze, quelli che sono i palpiti di fatto di una società e che vengono con la maestria che è propria del poeta, perché capite, tutti scrivono, tutti possono riempire fogli o pagine o altro. Si tratta semplicemente, sembrerebbe così semplice, di dare quella dignità letteraria e quindi quel mondo di sensazioni e di emozioni che appartengono e che sono propri a chi ha una maggiore sensibilità, diversamente da altri, la cui intelligenza probabilmente si spande su altri campi. Oggi, alla luce delle vicende attuali, non entrerò nel merito delle tante rivendicazioni autonomistiche che ci sono e che di fatto desidererebbero riportare forse anche l'utilizzo della lingua siciliana, a noi preme un fatto: essere stati ed essere ancora oggi, essere stati perché il percorso storico ci permette di avviare di esprimere e di delineare una grande galleria fatta di tanti quadri, ognuno di essi partecipe di quel momento costruttivo della letteratura siciliana, ma nel contempo essere oggi anche soggetti attuatori di un discrimine, perché sappiamo bene cosa significhi tutelare e salvaguardare usi e costumi della nostra terra. L'utilizzo dunque della lingua siciliana è un utilizzo che sta radicalmente forse prendendo oggi maggiore proprio presenza nell'ambito del nostro territorio e che di fatto, non ultimo, anche l'indirizzo volutamente ripreso dall'Assemblea regionale sulla capacità, sull'impiego della storia, della lingua e della letteratura siciliana anche in ambito scolastico. Cercare dunque di mediare tutto questo significa anche portare a termine quello che è stato il patrimonio della nostra letteratura, un patrimonio, ripeto, non avulso da quelle contaminazioni che sono state necessarie, perché con la contaminazione è possibile esprimere una originalità, dare cioè una marcatura che segni in maniera inequivocabile il senso e, perché no, anche lo sviluppo di una poesia fatta di suoni, di colori diversi della nostra terra. Grazie. Ringraziamo la professoressa Lorenzini per essere stata con noi, per il suo intervento prezioso, e speriamo di poter continuare con questi nostri lavori a portare una gocciolina in più per quello appunto che riguarda la possibilità di formare questa koiné comune. E passiamo adesso la parola alla poetessa Lia Mauceri. Pronto, prova? No. Dove sei? Mamma, passami un po'. E affacciandoci al discorso che si vuole fare oggi sulla koiné, voglio portare un esempio di incoerenza ortografica.
e di quanto sia grave quando non c'è questa unione